Dal sagrato della chiesa di San Domenico, l'omelia dell'arcivescovo Alessandro Damiano a conclusione della processione serale del Venerdì Santo ci riporta ai tempi quando i vescovi di Agrigento obbligavano ad un'attenta riflessione, finendo per bacchettare anzitutto quelli del palazzo accanto, invitati ad avere maggiore riguardo ai bisogni della popolazione. Un richiamo, quello della Chiesa agrigentina, atteso dalla gente. Monsignor Damiano ha parlato di Gesù come simbolo di tutti i popoli, uomini e donne oppressi in ogni angolo del mondo. Ha parlato dei poveri di casa nostra, dei minori abusati, di droghe infestanti e di violenza. Ha parlato di oppressi ed oppressori, un testo dolente anche per Agrigento, dove Pilato è sempre presente. Chi sono gli oppressi antichi e nuovi di Agrigento e chi sono gli oppressori di questo popolo? Gli interrogativi di Monsignor Damiano faranno sicuramente discutere. Chissà se aiuteranno almeno a smascherare chi si fa forte con i deboli, chi dimostra di non volere il bene della città, chi non muove un dito per alleviare i disagi della gente. Già oppressori di Agrigento, purtroppo sappiamo chi sono gli oppressi, sono i cittadini che ad Agrigento vengono regolarmente tartassati. Un esempio è la bolletta della Tari, sempre più cara, mentre la sporcizia regna sovrana. Non ci stiamo allontanando dal tema, perché sono anche questi gli argomenti che aiutano a scoprire da che parte stiamo, senza lavarsene le mani.